Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo saliti sul Col della Puina. Che è un rilievo, una cima tra il gruppo El Pelmo e la Croada Lago Cernera. È proprio in mezzo, cima estremamente panoramica tra la Val Fiorentina e la Val Boite. Come sempre non ci dilunghiamo oltre, vi facciamo vedere da dove siamo partiti e tutto il tragitto a una cima che è questa qui più su, Sì, forse si vede una sì, cima un pochino nascosta. binata, c'è un'anticima e una cima con una croce bellissima. Sì, merita molto, quindi rimanete con noi. Ciao! Ragazzi, il nostro punto di partenza di oggi è un'area parcheggio che c'è appena sotto il passo Staulanza in direzione Selva di Cadore. Lasciamo comunque nel testo di descrizione del video le coordinate esatte. Tenendoci il Monte Pelmo sulla destra ci incamminiamo in direzione del rifugio Città di Fiume. Ciao! Ragazzi, un velocissimo punto sull'itinerario qui. Noi siamo in Val Fiorentina, qui questa è una delle strade forestali che si stacca sulla destra scendendo da Passo Staulanza appunto in Val Fiorentina. Ora stiamo salendo verso l'omonima Malga Fiorentina. Il segnavia è il numero 467 e stiamo andando appunto verso il rifugio Città di Fiume che sarà appena dopo Malga Fiorentina. E adesso il Pelmo si fa vedere in tutta la sua maestosità. Bellissima! Ragazzi, ora lasciamo il sentiero principale 467, prendiamo questo bivio in direzione appunto della cima del Col della Puina. Tira il primo tratto? Tira bene, poi ci sarà una piccola selletta dove spiana un po' e poi su di nuovo. Eh sì, qua c'è adesso da risalire un po' e una bella pendenza.
Ragazzi, allora un velocissimo punto. Noi siamo arrivati su questo tratto che spiana un pochino prima della salita finale. Alla nostra destra di lì c'è Forcella Costantiol, si vede un pochino più spostata. Dietro di noi il Col della Puina con 2 punte. La prima l'anticima e poi dietro c'è la cima. Quella che ci aspetterà ora è la salita lungo il crinale dell'anticima e poi c'è una piccola traversatina di cresta per raggiungere la cima con la croce. Per cui tiriamo ancora un pochino il fiato e poi su. Ragazzi, ci stiamo avvicinando all'ultimo tratto, quello in cresta proprio, che tira un sacco, probabilmente da video non si capisce. Ci sono già delle persone più avanti. Tira, eh? Tira e come? Allora, è ripida, c'è poca neve, noi stiamo salendo con dei ramponcini di buon livello nel senso con punte molto pronunciate, abbiamo anche i ramponi, però il pendio è ripido, va valutato di volta in volta. Oggi c'è poca neve, un po' durezza, tiene bene, continuiamo così. Lì è anche più spelacchiata ancora. Eccoci all'anticima, in realtà è tutta una crestina bellissima, adesso la percorriamo, scenario impressionante, per il Monte Lao, Civetta dietro, Moiazzo, poi tutte le rocchette, bellissima, veramente stupenda. Adesso andiamo verso la croce, poi facciamo un 360 perché è impressionante da fare. Sì, un punto panoramico che merita veramente tantissimo. Un tanto di ravanata finale. Eh sì, eccoci qua.
Bella ripidina, com'è questo tratto? Bello ripido, anche tosto in discesa. Anche tosto. Noi ci siamo messi in discesa i ramponi, ovviamente ogni caso va valutato, più che altro perché la neve ha cominciato a smollare, a creare del tacco ed era abbastanza ripido, per cui ora continueremo così fino al rifugio Città di Fiume. Ragazzi, eccoci qua, ci siamo fermati un attimo lungo la discesa, sulla selletta, quella che abbiamo percorso anche in salita, perché il percorso salita e discesa è lo stesso e riconduce al rifugio Città di Fiume. Velocissimo punto sull'uscita e su questo itinerario. A te come è sembrato? Allora, è un giro che veramente merita, perché si arriva a una cima molto panoramica, molto molto bella, però ci sono stati alcuni tratti, ci sono dei tratti un po' ripidi, quindi sia in salita che in discesa abbastanza tosti, però nel complesso molto bella. Ragazzi, la salita non è banale, dal Città di Fiume in su è costantemente ripida, quasi continuativamente. Va valutata di volta in volta. D'estate è un sentiero escursionistico abbastanza per esperti, fattibile, ma comunque con le dovute cautele. D'inverno può essere molto complesso e rischioso perché tutto il Col della Puina è un contesto estremamente valanghivo ed estremamente scivoloso, praticamente tutto intorno i pendii sono degli scivoli aperti, per cui sia la salita sia la percorrenza del crinale che porta all'anticima e anche il percorsetto di cresta per arrivare dove c'è la croce vanno di volta in volta valutati. Questa volta abbiamo trovato una neve estremamente facile, un po' duretta ma molto molto facile all'andata, un pochino più pestifera in quanto che smollava e comunque creava del tacco al ritorno. Comunque abbiamo utilizzato i ramponi soprattutto per la cresta e in fase di discesa, ma questo è soggettivo alla giornata di oggi. Ogni singolo giorno va valutato e se non è il caso evitate assolutamente perché è veramente un contesto estremamente instabile e valanghivo, oltre al fatto che è rischioso anche per scivolate. Bene ragazzi, con questo è tutto anche per questa volta E noi speriamo che il video vi sia piaciuto. e come sempre vi diamo appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna! Ciao, buona montagna!